Eccoci allo stand dello Sci Club Nottoli con un'istituzione della nostra città. Nonno Zando, ti tocca ogni volta spiegare perché sei famoso tu, dillo a chi non lo sa ancora. È meglio che dicano gli altri. E allora lo dico io, Roberto Zandonella, campione olimpico di bob a 4, campione con medaglia d'oro, perché campione non basta, nel 68. Ecco, l'altro ieri praticamente, quindi un campione olimpico, raccontaci com'è la vita del campione olimpico? È una vita normale, siamo tutti uguali, siamo persone normali che abbiamo avuto la fortuna di partecipare ad eventi straordinari in un momento di forma particolare. Le Olimpiadi appunto era un anno molto... Ci eravamo preparati tutti con molta intensità, anche Eugenio che praticamente... Eugenio Monti era il nostro pilota e aveva vinto qualcosa come 11 titoli mondiali e non aveva vinto un'Olimpiadi. L'aveva persa la prima nel 1956 quando a Cortina appunto ha gareggiato e l'aeronautica militare era riuscita a sfruttare la galleria del vento e costruire un cofano particolare che aveva una penetrazione particolare. Però pur essendo partecipante la squadra italiana non ha concesso assolutamente nessuna possibilità di prova col cofano nuovo a Eugenio Monti. Quando è finito poi Eugenio l'ha provato e dava un secondo agli altri. La vittoria alle Olimpiadi del 56 è stata dalla Costa Conti, due componenti dell'aeronautica militare, per cui l'antagonismo tra Aeronautica Cortina e altri club è sempre stata grande e quindi questa è la prima. La seconda l'ha persa nel 64 alle Olimpiadi di Innsbruck quando appunto lui aveva concluso la quarta manche ed aveva praticamente... era in testa alle Olimpiadi e aveva sentito che il suo avversario Tony Nash inglese praticamente aveva rotto un bullone del suo bob e lui ha detto a Sergio Sorpaes che era un costruttore di bob e il suo frenatore: togli il bullone nostro e portalo su agli inglesi. L'inglese praticamente ha vinto le Olimpiadi e è stato criticato perché ha dato il bullone agli inglesi, ha detto hai perso le Olimpiadi perché hai dato il bullone. Non è vero, lui era bravo, era il migliore, in questo momento era quello che aveva le capacità più grandi e anche le possibilità migliori. Pertanto ha vinto le Olimpiadi con merito. Perché per questo bullone dato a Nash ha vinto il premio di Coubertin, il premio famoso Fair Play, che evidentemente... Ecco, tornando ad Eugenio, aveva vinto 11 titoli mondiali e non aveva vinto le Olimpiadi e nel 68 compiva 40 anni e si era preparato veramente con scrupolo e ci teneva moltissimo a vincere le Olimpiadi. In queste Olimpiadi oltretutto abbiamo escogitato un piccolo espediente che è studiato da Sergio Sorpaes, costruttore sempre di bob, un tubo telescopico che permetteva al pilota di spingere in linea con maggiore intensità. Quindi diciamo, i bob italiani sono arrivati alla partenza coperti da un telone ed era attratto, tutti quanti l'ammiravano, tutti quanti guardavano questa sorpresa. Fu scoperto all'ultimo momento e all'ultimo momento praticamente è stato fatto il record della spinta nel 2 e il record della spinta nel 4, in tutte e 4 le manche. Quindi Eugenio Monti ha vinto 2 medaglie d'oro sia nel bob a 2 che nel bob a 4. Finito di appunto gareggiare nel 1972 ho fatto l'esame di maestro di sci. Promosso dall'esame di maestro di sci nel 1973 sono approdato allo Sci Club Nottoli. Quindi sono un po' d'anni che gravito attorno allo Sci Club. E, diciamo, c'è stata una piccola interruzione dal 78 all'82 quando sono
mi hanno chiamato appunto perché ero appartenente al Corpo Forestale dello Stato ad allenare il Centro Sportivo Forestale, quindi ho cominciato col Centro Sportivo Forestale della sezione sci alpino. Finito questo turno di forestale, sono tornato allo Sci Club e sono qua ancora che sto cercando di portare avanti le nuove generazioni. E finora qualcosa come 100 maestri di sci sono passati, diciamo così, non che li abbia diciamo formati, però sono passati, hanno iniziato con me e poi si sono evoluti nel tempo e sono diventati maestri di sci. Molti, un paio, uno o due sono entrati in squadra e siamo qua, cerchiamo di fare il meglio che possiamo per lo sci vittoriese, che diciamo nel 2023 ha compiuto 75 anni dalla fondazione, è stato fondato nel 1948. Quest'anno sono le Olimpiadi, ci battiamo per cercare di portare sempre più gente ad alti livelli. Grazie, noi faremo assolutamente il tifo per voi, quindi se qualcuno vuole conoscere la storia di questo campione olimpico Roberto Zandonella lo trova allo Sci Club Nottoli di Vittorio Veneto per scoprire insieme la passione per lo sci, per la montagna e per lo sport. Grazie.